Coach Pozzecco, si riparte. Doppia sfida LBA e poi per le semifinali per quanto riguarda la FIBA Eurocup. Squadra che ha goduto i 2 giorni di riposo, siete ripartiti? Sì, hanno goduto di 2 giorni di riposo, anche perché un allenatore non riposa mai, anche se è vero che non fa mai la fatica che fanno i giocatori, perché il dispendio di energie da giocatore è diverso che da allenatore, lo dico per esperienza personale, quindi nessuno può contraddirmi. Però se lo meritavano perché avevano avuto poco tempo per stare con la loro famiglia, poco tempo per come dire, rilassare il proprio corpo, e quindi era una cosa necessaria. Avrei fatto volentieri a meno, perché avrei preferito giocare con i ritmi di prima, perché le cose stavano andando in un certo modo, però insomma. Qualche settimana fa ho intitolato un mio pezzo, prima della tua intervista, è iniziato il nuovo corso Pozzecco. Mi pare essere stato un buon profeta, visto che per altri 2 anni, insieme al tuo staff, avrai la possibilità di proseguire in questo corso, perché no? Sì, ti ringrazio della domanda, non volevo farlo di proposito, perché non voglio che si parli di me, ma voglio che si parli dei miei giocatori, perché sono loro i protagonisti, sono loro quelli che devono godersi il palcoscenico, soprattutto poi quando le cose vanno bene. Io sarò a disposizione, gli metterò la faccia nel momento in cui le cose non dovessero andare bene, perché fa parte secondo me del mio ruolo, e fa parte soprattutto della filosofia con cui voglio vivere il mio ruolo. Però non posso non essere grato alla famiglia Sardara, a Gianmario, a Giovanni, a Federico Pasquini, a tutti quelli che sostanzialmente in questi 2 mesi mi hanno dato una mano enorme e mi hanno messo nelle condizioni di poter svolgere il mio lavoro nel miglior modo possibile. Il mio staff, lo staff medico che è di primissimo livello, lo staff fisioterapico, lo staff tecnico, Edo, Gerry, Bocco, Roby, Zucca. Diciamo che il merito va suddiviso tra tutti noi, e un po' perché mi piace ragionare così, e anche perché poi è la verità. Andiamo sul pratico, ultimissima domanda, si va a rendere visita all'Emporio Armani Exchange Milano, ferita, grande squadra che è rimasta per un niente fuori dalla Final 8. Ma puoi considerarlo un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, cioè io lo considero totalmente un bicchiere mezzo pieno, perché il fatto di combattere per una qualificazione così ambita, e adesso chiaramente ci sono ancora delle partite oggi, ma ci saranno delle defezioni illustri come probabilmente l'Olympiakos, quindi stiamo parlando delle migliori 8 squadre d'Europa. E poi il percorso è stato entusiasmante, la Milano ha regalato emozioni, e questa è la parte più importante. Poi andare ai playoff sarebbe stato un po' chiudere il cerchio per loro, però penso che sia un'annata estremamente positiva, indipendentemente appunto da questa partita, dalla partita di ieri, che non ha regalato quella soddisfazione che tutti noi tifosi di pallacanestro ci aspettavamo. Alchimie tattiche particolari per affrontare James e company? Guarda, è da lunedì mattina che guardo Milano giocare, ha talmente tante armi, ha talmente tanti scusami, giocatori forti. Adoro per esempio Mitsov che gioca, adoro Kuzminkas che gioca forse un po' meno, però chiaramente in una squadra di Eurolega farli giocare tutti è impossibile, perché sono in 15, proprio dal punto di vista matematico. Però chiaramente non è così semplice per Simone, ma è necessario, perché tutte le squadre di Eurolega chiaramente sono costrette ad avere un roster così lungo. Però poi chiaramente per le squadre che ti affrontano diventa un po' complicato trovare la chiave di lettura giusta. Mai dire mai. Mai dire gol anche.